in testa. Non mi conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Guido Piovene. Viaggio in Italia, 1957. La Lombardia, Milano. Bellissima Lombardia e bella Milano. Bisogna liquidare il luogo comune che questa regione e questa città siano inferiori di bellezza al resto dell'Italia. Certo, la bellezza lombarda è meno rigorosa e chiusa e perciò più difficile intenderla a prima vista di quella veneta o toscana. Ed è anche meno esemplare, meno italiana, per lo straniero che avvicina l'Italia e la vuol conoscere nei suoi paesaggi resi tipici dalle convenzioni turistiche. Ma proprio per questo l'amiamo d'un amore più libero. A settentrione sono i laghi, diversi da tutti gli altri laghi del mondo, severi, gentilizi, meditativi, ammorbiditi dagli aromi oleosi che versano gli antichi parchi. I santuari, eretti dalla Controriforma, quasi a fermare l'invasione della protesta scendente per le valli svizzere, ci seguono dalle alture con il loro occhio vigilante. Le campane non sono festose e rapide come quelle del Veneto, ma lente, profonde, campane di monastero longobardo. Nel bergamasco e nel bresciano la severità lombarda è intrisa di colore veneto. A sud e nella bassa batte il cuore della Valpadana. Terre grasse ed insieme spiritate, dai cibi succulenti, dai contadini avvolti di un tabarro nero che emergono dalle nebbie bianche conducendo i buoi, dai pingui soli che si specchiano nelle rogge, dalle lune purpuree che si affondano tra i filari. È il cuore della Padania, con le sue cattedrali barbariche e le sue officine. La Padania, terra ideale ma amata quasi come patria da quelli che vi nacquero o vi abitarono a lungo, dalle cui zone si sprigiona un profondo senso del sacro. Può darsi che i lombardi, uomini pratici, non si accorgano sempre della speciale bellezza del loro paese e infatti non lo decantano, preferendo trovarlo più comodo che poetico. Tuttavia, se ne alimentano senza saperlo, simili ai loro campi con l'acqua dei fiumi, come dimostra il loro amore. Si è detto che Milano è una città utilitaria, demolita e rifatta secondo le necessità del momento, non riuscendo perciò mai a diventare antica. È vero che ogni fase storica segna Milano di brutture. Il Regno, agli inizi, ci ha dato quella piazza del Duomo che è stata definita una coreografia monumentale di gusto bancario. Allo stile bancario si è sovrapposto più tardi lo stile fascista, con i suoi sventramenti senza pietà per le memorie, con la sua tronfiezza, i suoi marmi e i suoi archi vanitosi. Più tardi ancora l'americanismo chimerico, più americano dell'America, con i suoi grattacieli e i suoi giocattoli meccanici. Pure Milano è bella. Chi la percorre con amore vede come persistono, nonostante le offese, i suoi motivi antichi. Sono la Basilica Romanica, San Ambrogio, San Eustorgio, sono le impronte del Bramante, Santa Maria delle Grazie, San Satiro, il Monastero Maggiore, Brera e gli altri musei, il Castello Sforzesco, l'Ambrosiana, il Pol di Pezzoli. È il neoclassico milanese, quale piacque a Stendhal, come si vede ancora nel quadrato di vie che si appoggiano a via Monte Napoleone e altrove. Questo neoclassico, più amabile del francese, più colorito, di una grazia settecentesca, che riflette in città il nobile volto dei laghi e delle colline brianzole. Sono anche sparpagliati, sconquassati, asfissiati dalla Milano utilitaria, gli avanzi di vecchi quartieri, spesso soltanto un paio di case, un crocicchio, che non riescono a morire, anzi, si fanno luce come arbusti contorti tra i cementi ed i marmi. Milano è forse la città che ci invita di più a quelle esplorazioni senza meta precisa che sono guidate dal cuore. Chi l'ama vi riscopre la vecchia cartoleria, la vecchia pasticceria o salumeria, non meno venerabili dei monumenti.
Gli stranieri e i puristi affermano che il gotico del Duomo di Milano non è ortodosso e non può essere citato come esemplare, ma bisogna vederlo come un'altra città, un'altra Milano ideale, proiettata nella sua fabbrica, una passione cittadina perpetua che di secolo in secolo si trasmette in quei marmi e come la città non arriva mai a conclusione. Visto così, nessun altro duomo del mondo può essere paragonato al grande edificio sentimentale, carico di sospiri, che porta sulla vetta una Madonnina d'oro, con il suo popolo di statue confidenziali, tra cui i milanesi salgono come per una scampagnata col cartoccio delle vivande. In Milano si sfugge alla bellezza sigillata da altre città italiane, che spesso è limite, prigione per chi vi dimora, alla perfezione conclusa, che talvolta condanna alla sterilità. Qui la bellezza è stimolo. Qui ritrovo la libertà di vivere, di inventare e di inserire anche me stesso in una vicenda incompiuta. Vi è a Milano quasi una turgidezza sentimentale che rende patetici i suoi caffè, le sue banche, i suoi brutti palazzi umbertini o novecenteschi, i rumori dei tram, patetiche come le lune e i soli della bassa, le tinte della pubblicità luminosa. È falso che Milano, più che una città italiana, sia una città della Mitteleuropa, di tipo bavarese o svizzero. Milano è piuttosto un'immensa borgata, in continua trasformazione, al centro della Val Padana, tra palazzi e officine. Proprio come in un borgo si insinua il soffio denso del piano e dei fiumi, e in fondo, più segreto, il soffio dei parchi gentilizi della collina. Le nebbie bianche avanzano sulle grandi arterie fino al Duomo, avvolgendo le sue guglie di fumo. Altre città sono più belle, per bellezza canonica, ma nessuna è più cara, più impregnata d'arcano. In questo soffio sacro che non avverte, Milano conduce la propria vita pratica, spesso prosaica, talvolta ottusa, di città dedita al commercio e alle industrie. Il dramma della Lombardia e di Milano è di essere una regione e una città tra le più ricche d'Europa, inserite in una nazione tra le più povere d'Europa. Percorsa da 3 fiumi, il Po, l'Adda e il Ticino, e da alcuni fiumi minori, ricca di grandi laghi, che oltre a regolarne il clima servono da bacini naturali di irrigazione, alimentando il più cospicuo sistema irrigatorio d'Italia, la Lombardia è la regione italiana più adatta a suscitare e a sostenere un popolo di talento pratico. A Milano e intorno a Milano è la maggiore regione industriale italiana. Altrove, come a sud di Milano e nel Cremonese, è la maggiore delle nostre regioni agricole. La Lombardia copre il 7,6% del territorio nazionale, ma ospita il 15% dei suoi abitanti. Milano consuma, per individuo, più carne che la Svizzera e la Germania occidentale, più grassi che la Francia e ben oltre il doppio di carne della media italiana. Spende 4 volte la media italiana in divertimenti, ha il più alto reddito medio, 350.000 lire pro capite. Detiene il 12,5% del reddito italiano, mentre la popolazione è solo il 5,35%. Milanese è oltre un sesto del reddito commerciale e industriale italiano, quello lombardo quasi il 30%. Milano produce tutto, dai tessili agli alimentari, dai prodotti meccanici ai chimici e ai farmaceutici. Ha i più grandi mercati: bestiame, carne macellata, pesce, uova, pollame, prodotti ortofrutticoli. Ha la massima fiera campionaria d'Europa e il maggiore negozio italiano, la Rinascente. A nord la città si prolunga in una costellazione di centri industriali. A sud le più ricche cascine, centri agricoli meccanizzati. Tenendo conto che il flusso dell'immigrazione non si raccoglie tutto nella metropoli, ma si dirige in misura anche maggiore verso i centri vicini, Monza, Sesto San Giovanni, Seregno, Desio, Meda, Cusano Milanino, Rho, Parabiago, Legnano, Magenta, cui si legano senza interruzione i centri industriali d'altre province, e specialmente quelli di Varese e di Como,
È questo di gran lunga il complesso urbano più importante d'Italia. Sostenuto da esso, il più grande giornale milanese è anche il più grande d'Italia per tiratura. Le imprese editoriali fioriscono ed il teatro alla Scala, non semplice teatro ma come il Duomo passione della città, raccoglie la passione per il melodramma di tutta la valle del Po. La situazione di Milano è perciò privilegiata e insieme drammatica. Non è facile essere ricchi in un paese di poveri. Milano vive con il resto della penisola in un'eterna controversia. Appena giunto, leggo l'articolo di un economista. Quale potrebbe essere il suo sviluppo, quale l'apporto alla ricchezza nazionale e allo stesso bilancio dello Stato se la Lombardia fosse governata con una mentalità più aderente ai suoi bisogni, liberata dagli intralci che ne soffocano o mortificano le iniziative? Malgrado questi intralci, osserva l'economista, la Lombardia è patriottica, è generosa, non nutre tentazioni separatiste e non chiede un governo regionale. Ecco uno stato d'animo collettivo che si esalta in poche parole. La Lombardia è patriottica, giacché è borghese, forse più patriottica di qualsiasi altra regione italiana, ma aborre le caratteristiche fondamentali dell'Italia, per esempio l'immensa e superflua burocrazia che assorbe parzialmente la disoccupazione e, avendo poco da fare, paralizza chi vorrebbe fare. Le leggi demagogiche e le riforme improvvisate con cui l'Italia tiene a bada i suoi poveri e l'indolenza delle terre impigrite dalla miseria secolare. Il patriottismo è in continua tenzone nell'animo dei lombardi, con la certezza che da sola la Lombardia starebbe meglio. La Lombardia è generosa, orgogliosa di mantenere, come essa crede, gran parte della nazione, ma trova poi che i mantenuti sono spesso ignavi ed ingrati. L'enorme contributo pagato all'assistenza dagli industriali milanesi e lombardi va solo in minima parte alle loro maestranze e quindi a vantaggio della loro pace. Se restasse in casa, essi pensano, non si avrebbero in Lombardia maestranze poco soddisfatte e il problema sociale sarebbe risolto. Vi è in Lombardia una forte percentuale comunista, ma la Lombardia è regione fondamentalmente borghese. Il comunismo vi è arginato e non dà sorprese. In una Lombardia isolata avrebbe scarse possibilità di vittoria. Altrove, invece, alimentato da campagne in rivolta, da effervescenze fideiste e da folle agli albori della coscienza politica, è fluido e imprevedibile. Questa regione ricca, borghese e sensata vive nella paura d'essere portata a fondo da debolezze alle quali si sente estranea. La sorte vuole che il lombardo, buon italiano e alieno dalle complicazioni, sia così costretto a vivere in contrasto perpetuo con se stesso. La Lombardia ha dato una spinta potente all'unità d'Italia. Come tutto ciò che è lombardo, il suo idealismo non mancava di motivi pratici. Dotata di genio industriale e industrialmente rovinata dal crollo dell'impero napoleonico, cercava nell'Italia uno sforzo e un mercato inibiti dai dazi proibitivi dell'Austria. Il suo scopo è stato raggiunto, ma ha generato con l'Unione lo sdegno cronico, le perplessità di coscienza di un popolo industre e poco propenso alle ideologie. Il contrasto intimo, ora da me accennato, genera il leitmotiv di tutti i pensieri lombardi. Noi siamo i produttori della ricchezza. Lasciati a noi stessi e al rispetto delle regole dell'economia saremmo ancora sani e solidi. Non ammazzateci sovraccaricando le industrie di manodopera superflua, accollandoci imprese cadaveriche, spaventando gli investimenti per demagogia politica, imponendoci il peso di una burocrazia nemica, obbligandoci insomma a un'elemosina forzosa. Se anche noi spariremo nel disordine, niente più terrà fermo e tutti saranno perduti. Se invece sopravviveremo, si potrà pensare anche agli altri.
Questo ragionamento non farebbe una grinza se i 6 milioni di burocrati e le folle del Sud non fossero, ahimè, costretti anch'essi a mangiare ogni giorno. La sfasatura tra Milano con la Lombardia e il resto d'Italia assume forme spicciole nella polemica tra Milano e il governo. Ascolto sfoghi come questo. Il governo l'è una bestia, ma cosa dice? Loro vogliono venire a insegnare a noi, loro hanno tutto da imparare, nessuno l'è più bestia del governo. Il milanese è un produttore, questo è per lui l'unico ufficio veramente importante e veramente padronale. Il governo è un'organizzazione a vantaggio dei produttori che sostengono la nazione. Il milanese non ha voglia né tempo di dedicarsi alla politica. Si occupa dei suoi affari e non di chiacchiere. Nei suoi affari nessuno deve ficcare il naso, ma accontentarsi di vederne i benefici effetti. La capitale e i ministri sono in un senso lato i suoi dipendenti, ai quali ha delegato il compito di spianargli la strada. Ma l'organizzazione si rivela sempre costosa, difettosa e talvolta traditrice, rivolgendosi contro la produzione per ragioni politiche. Allora si diffondono l'irritazione, il pessimismo e la ricerca di qualcuno, un brasseur politicante, cioè un dipendente di più, incaricato di difendere i produttori dallo Stato. È una vicenda abbastanza monotona. Agguerrito in affari e politicamente sprovvisto, il milanese sgobba nelle sue industrie e legge nei giornali le sue disgrazie. Ha il pregiudizio ottocentesco che l'argent fait tout, perciò non fa mai partito, ma finanzia tutti i partiti illudendosi di manovrarli. Sogna impossibili accordi con gli avversari come tra aziende concorrenti e rimane sempre deluso. L'unica via d'uscita che si offre a Milano per convivere con lo Stato in una situazione come quella italiana è quella di impadronirsene, ma oggi il suo produttivismo è esposto a tutte le amarezze di un tempo in cui la politica domina, invischiata com'è, in una lotta quotidiana non tanto per distruggere la miseria, quanto per tenerla ammansita. Ho ripreso il mio giro. Non certo quello di tutte le aziende operanti a Milano e in provincia, che sono, se non erro, 54.000, ma solamente di qualcuna. Questa piccola inchiesta è piacevole e per nulla arida. Andare per fabbriche e uffici in Lombardia vuol dire penetrarne l'intimità. Si crede di viaggiare fra le macchine ed i bilanci, e invece è un viaggio per le regioni del cuore. Il lombardo corre in ufficio con tanto desiderio e con tanta felicità che l'impregna di sentimento, e il registro del ragioniere è carico di speranze, di sogni e di palpitazioni amorose. Altrove asciutto e talvolta scorbutico, poco propenso a mostrare i suoi sentimenti, qui il lombardo si rivela tenero. Riveste d'affettività i prodotti industriali come persone di famiglia, perfino l'acido solforico. In una grande industria chimica mi è stato detto che questo prodotto benefico l'è il papà dei prodotti chimici. C'è nelle industrie lombarde un fondo affettivo. Non riesco a separare nessuna delle file cordiali, odorose d'uova e di burro, dei panettoni in serie sfornati dalla Motta e dall'Alemagna. Questo dolce così milanese, anche nel suono della parola che lo esprime, appetitoso e privo di fantasia, sta conquistando il mondo. Il giovane Alemagna mi prova, è vero, il dilagare dei gusti americani anche in Italia. Le caramelle in tubetti si versano a fiumi da queste grandi industrie meccanizzate, soppiantando le caramelle tanto più amabili e fantastiche della nostra infanzia. L'ice cream, leggero, insufflato, non dolce, subentra al gelato pastoso del nostro mezzogiorno. Vi è sempre però un buon odore di latteria ambrosiana. Angelo Motta e il padre Alemagna si disputano l'invenzione del panettone rotondo anziché schiacciato. Non si potrebbe immaginare una lite più meneghina. Lasciando gli scherzi, dovunque si coglie a Milano il disagio di una città poco adattabile a un regime come il nostro, eternamente ambiguo tra il socialismo e l'iniziativa privata.
Milano ha il culto dell'iniziativa privata, che rappresenta i tempi d'oro. Ed ecco qualche esempio che prendo quasi grezzo da un quadro d'appunti. 1. La Falc, capolavoro di industria interamente privata, anzi familiare, non ha impegni verso lo Stato, ha centrali elettriche proprie. Affiancare alle industrie centrali elettriche private è un segno dell'indipendentismo lombardo. 8 stabilimenti siderurgico-meccanici, oltre a 2 per prodotti ausiliari, disseminati in Lombardia, ma i maggiori raccolti a Sesto San Giovanni costituiscono la Falc. Dà il 13-14% della produzione siderurgica italiana. Gli stabilimenti riuniti della Finsider producono il 43%, ma non tutti sono sani, come dimostra la cronaca di questi anni. Soltanto un'industria privata poteva orchestrare come la Falc nei diversi stabilimenti una gamma di specializzazioni che, compensandosi a vicenda, la rendono resistente ai periodi di crisi. La famiglia Falc è una tipica famiglia industriale lombarda, ancora fedele alla vecchia regola, da cui purtroppo oggi alcuni tralignano per trasformarsi in principati mondani. Conduce vita non lussuosa in paragone alla forza economica. Non rende privati i guadagni, ma li riversa nell'industria. Parlo con Giovanni Falc della siderurgia italiana. Egli ne enumera le tare: la concorrenza degli impianti europei di potenza maggiore, il carbone costoso, gli impianti in parte modernissimi ma in parte arretrati, il peso di troppo numerose maestranze. Sono oggi prospere le industrie che hanno potuto licenziare al momento giusto. Il piano Schuman sarebbe utile se si procedesse insieme a unificare le tariffe, le cariche sociali e fiscali. Così com'è, la concorrenza è schiacciante. Non la produzione, dunque, bensì la politica falla. Tuttavia, in alcuni anni, la nostra industria siderurgica potrebbe accettare la concorrenza qualora si adottasse un vero criterio economico. E criterio economico vuol dire scartare, amputare e lasciare viva solo la parte sana. Bisogna capire che alcune imprese sono nate male, come il complesso della Terni, e tirare le conseguenze. L'assistenza lombarda è generosa, senza l'ostacolo di una cattiva politica, mi ripetono tutti, la Lombardia risolverebbe da sé quei problemi sociali, aumento dei salari, assistenza, istruzione, che la politica presenta in modo sgarbato. Per esempio la scuola Montessori, creata dall'industria Falc a Sesto San Giovanni, 250 bambini che convivono in una quiete e in una grazia signorile. Stupenda scuola, nella quale anche la socievolezza sembra divenuta un gioco. Vi è chi scopre le note musicali battendo una tastiera con un martelletto. Ognuno è assorto a scoprire qualcosa: la geografia, i colori, il disegno, e quasi a contemplare la misteriosa nascita della sua mente. E la direttrice mi espone un criterio che mi colpisce: la svogliatezza negli studi non viene dalla loro difficoltà, come credono i più, ma dalla ragione contraria. I bambini ed i giovani si trovano invece davanti a studi troppo facili e che essi hanno superato da un pezzo, almeno nella materia che prediligono. Di qui l'atonia mentale. Bisogna fare maggior credito alla precocità e alle capacità dell'uomo. Questo principio è così giusto e così suffragato dall'esperienza che voglio offrirlo a mia volta al lettore. 2. Borletti non lamenta l'imposizione di un eccessivo numero di operai, bensì gli ostacoli frapposti per ragioni politiche al ricambio dei meno efficienti con i più efficienti. Un ricambio facile e libero potrebbe aumentare la produzione del 7-8%. Così invece si creano caste operaie, mediocri e privilegiate, a danno dei più giovani e dei più abili. 5. La famiglia Visconti di Modorone è il caso più cospicuo dei grandi casati lombardi che si sono gettati nell'industria con qualche decennio d'anticipo sulle altre regioni italiane, imparentandosi con famiglie borghesi. E il Palazzo Visconti è una delle vecchie dimore, con velluti, broccati, dorature, specchiere, saloni scuri, servitori vecchiotti, piene
di echi dei Parini e del Porta, che galleggiano sull'alluvione dell'edilizia nuova. Vi incontro Edoardo Visconti, che conduce la ditta Erba. Una cagna affettuosa ed alcune statue cinesi ascoltano il nostro colloquio. Giudica con severità il ceto industriale italiano. Esportare è difficile. Date le protezioni nazionalistiche, la via giusta è creare industrie indipendenti all'estero e associarvi gruppi locali. Così ha fatto la Erba in tutti i maggiori stati dell'America Latina, in Spagna e oggi in Turchia, in Egitto e in Giappone. Ma questo esige abnegazione, rinuncia al guadagno immediato, fiducia nel futuro, vera mentalità industriale, virtù rare in Italia. Da noi, piuttosto che industriali, si hanno speculatori che tirano ai rapidi incassi, ma la situazione politica fomenta e quasi giustifica il vizio. Il governo, la burocrazia, privi di veri tecnici, non colgono nemmeno i problemi economici. L'accordo con le maestranze è impossibile perché esse eseguono ordini di partito. Le industrie, invase dagli invalidi, diventano opere pie. Se restassero in Lombardia le immense cifre sperperate nella previdenza, le esigenze dei lavoratori sarebbero accontentate. Allora si potrebbe pensare anche al sud. Guido Piovene, Viaggio in Italia, la Lombardia, Milano, 1957. Avete ascoltato